che sta per iniziare questa nuova serata del Comedy Clash. Siamo pronti? Siamo pronti? Questo do il tempo così a tutti di sedersi, soprattutto ai poveri che stanno lì in piedi o sulle scale. Che avete fatto? Avete pagato meno? Facciamo questo censimento noi perché una sorta di Hunger Games, ok? Loro sono i poveri, voi siete ricchi, il capitalismo. Accomodatevi, prego. Mi piace questa cosa di questo plotone d'esecuzione qua davanti. Che avete fatto voi di male per essere stati messi qua? Siete arrivati tardi, avete pagato meno? Qual è la storia? Tu non mi vuoi parlare, preferiresti morire. Perché siete finiti qua? Avete pagato meno dell'altri? Meno dell'altri, ok, vabbè, ho capito, non è una colpa, cioè la povertà purtroppo è un problema. Siamo pronti per iniziare? Mi pare di sì. Allora facciamo così. Io esco e rientro e quando ritorno qua voglio un'ovazione totale, va bene? Con l'entusiasmo, ok? Come se voi foste un autista dell'ATAC e io lo sciopero di venerdì, va bene? Come se voi foste Trump e io Epstein, va bene? Entusiasmo, ok? Ci siamo, come se fossimo a un raduno dei Fratelli d'Italia e io fossi il duce, ok? Non possiamo capire così, ok? Esco e rientro. Benvenuti a una nuova serata del Comedy Clash, fatelo! Ci siamo o no? Ci siamo o no? Che pubblico educato, potete pure dire no, Chiedere è lecito, rispondere è cortesia. Siete felici di essere qui al Comedy Clash? Non siete felici ma siete simpatici almeno, Comunque sappiamo tutti perché oggi è così pieno qui, perché è diventato molto più complicato farsi le seghe e... Non so se avete seguito la questione dello speed, vi siete aggiornati? Sì, vi siete aggiornati? Cazzo vi ridete? È una cosa seria, ragazzi! Vi siete aggiornati? Avete fatto tutto? Sei pronta? Non hai controllato? Quindi che dici sì? Mi stai a pià per culo? Chi è? Qualcuno si è aggiornato? Con i VPN, mortacci vostri, Tra l'altro a me mi fa molto ridere perché questa cosa noi diciamo che la stiamo facendo per salvaguardare i bambini. Ora, io non voglio far incazzare nessuno, men che meno Ezio Greggio, però definisci bambino, no? Comunque no, i bambini quindicenni sa usare Telegram, sa usare NordVPN, che tra l'altro quando è uscita la notizia avrà stappato quello buono, però dal 12 novembre sappiamo che se nostro nonno ci chiederà di aiutarlo a fare lo speed, c'è tutta un'altra magia intorno, no? Questi poveri vecchi, gli abbiamo levata la pensione, mo gli levamo pure le seghe, una tragedia, una tragedia. Voi spero che vi siete aggiornati, tra l'altro mi sembra un passo troppo più lungo da gamba sta cosa dei porno, anche perché nulla nascondere, nulla da temere, ma vi vorrei dire che la privacy non è qualcosa da nascondere, è un diritto fondamentale. Poi tra l'altro per l'Italia, mi sembra un passo un po' troppo lungo, visto che non lo so, abbiamo capito tipo l'anno scorso che una foto di un cazzo in chat è una molestia, quindi non lo so come facciamo. Lei abbiamo capito che la foto del cazzo in chat... Quanti hanno inviato e ho ricevuto con consenso, va bene quello che vi pare, non lo dobbiamo sapere, non siamo al tribunale. Alzate mano, quanti hanno inviato e ho ricevuto la foto di un cazzo in chat? Regà, 2 persone? Ma chi ci crede? Ma chi ci crede? Cioè, tipo, te hai mai ricevuto? Non hai mai ricevuto? Mai. Come ti chiami su Instagram? Recuperiamo, no? Sto scherzando! Fermi tutti! Fuori! Sto scherzando! È uno scherzo. Che ho detto sta cosa una volta a una a Padova, rientro in albergo e quella mi aveva scritto quindi fotocazzo? Ma no! È una battuta! Non mi aspettate niente. Voi avete mai ricevuto? Sì?
E senti, ma come? Faccia sognare. Dai, dici com'è stata la molestia. Perché, non so, però stanno a ridere, quindi vuol dire che possiamo parlarne, ok? Vai. Consensuale. Ma come? Ti va a sorpresa? L'Akbar! Una sorta di jihad del cazzo, quelle robe. No. C'era un giochino in corso, ok? Te invece? A sorpresa, eh? Buon anno! Siete, ma era stata un po' originale oppure una roba senza sentimenti? Era il tuo ragazzo? Sono confusissimo. Cioè non era consensuale, ma è il tuo ragazzo. Ah, non era consensuale e poi ti è piaciuto e è diventato il tuo ragazzo. Valori sballati, possiamo dire. Invece maschi, c'è uno che ha alzato due mani, ha alzato te, cioè due cazzi, non lo so, come gli squali. Subito. Ti posso fare una domanda? Come te la fai? O te la facevi, va bene? Sta foto. Ce lo devi spiegare, ce lo devi far vedere che l'ultima volta hanno chiamato le guardie, va bene? Vai. Vedo non vedo. Abbiamo lo Stanley Kubrick delle foto del cazzo, Aspetti che la luce entra tra le tapparelle e te metti per spiego con st'ombra che arriva trasversale. Se poi a lei gli piace famo pure una versione in pellicola, una roba. Che vuol dire? Vedono, ah ok, quindi mezzo che è terrificante questa cosa, però facciamo così, vi do io un consiglio, ok? Per migliorare la vostra posizione, va bene? Allora, appena muniti, seguite a me. Allora, innanzitutto la foto, spero col consenso, va fatta da sotto, perché così sembra più grosso, ma questo ve la butto là. Poi, mio consiglio, foto da sotto e mettete il cazzo a sinistra, la faccia al centro, a destra qualcosa per attirare l'attenzione su di voi, ma come persona, capito? Tipo, che ne so, un libro, un disco, un poster del film, capito? Così almeno lei vede la foto e dice, oh, il cazzo mi piace, ma pure c'era una volta in America, il gran film, no? E magari nasce l'amore, che ragazzo interessante. Quindi, adesso riformulo, raga, non mi fate incazzare. Quanti hanno inviato io sono stato sincero con voi, raga, voi dovete essere con me, vi prego, non vado avanti, vi prego. Quanti hanno inviato e ho ricevuto foto di un cazzo in chat? Su ste mani. Lui! Addirittura lei c'ha un sponsor. Lui le ha ricevute. E io pure l'ho ricevuto e non ho apprezzato, è una cosa che succede, sembrava un kiwi tra l'altro, una cosa strana, vabbè. Tu che hai fatto? L'hai inviato o l'hai ricevuto? Né uno... Da come parla lei l'ha pure visto, quindi non capisco bene, però va bene. Quindi alzate mano quanti hanno inviato o ricevuto, fatemi vedere. Lo vedete che siete il triplo di prima, raga! Se fossimo davvero tutti onesti qui, non ci dovrebbe stare stand-up comedy, ma è un'orgia, mi pare evidente! E invece siamo al Comedy Clash. Applauso! Chi è che viene per la prima volta al Comedy Clash? Bene, più da metà del pubblico. Non torna nessuno, stiamo a lavorare alla grande. Rialzatevi un attimo le mani, voi qua, voi tutti prima volta? Tutti prima... E dove cazzo state l'arte di settimana? Siamo qui da... Perché non siete mai venuti l'arte lunedì? Ma tu parli sempre per lui, non ho capito! Un attimo, tu parli con lui, dagli un po' di spazio. Ma state insieme? No. Mi sembra pure chiaro perché. Comunque, se l'avessi mandata quella foto, no, secondo me hai fatto bene a non mandarla, posso dire? Ma quindi siete amici, colleghi? Amici, ok, non colleghi. Stai a viaggiare a distanza in tutte le dimensioni, però da scuola. Conoscete la scuola? Ma andate a fanculo, non sapete il cazzo! Manco della vostra vita! Chi è che qua viene per la prima volta? Voi, tutti prima volta? Tutti prima volta? Ma questa è la curva di infamità, che cazzo è? Che cazzo siete? Che i pentiti da mafia? Che cazzo? Chi è? Chi mi ha indicato? Te? Perché secondo te sta merda t'ha indicato? Ah, tu manco volevi sta qua. Te manco ti piace ridere. Però sei venuto qui perché... Ah, ti piace la stand-up comedy? Ok, però la prima volta hai visto stand-up comedy in giro per Roma? Sì, dove? Al Monk. E chi hai visto? Chi si ricorda? Alla grande, Alla grande. Voi pure tutti prima volta? Prima volta? Voi prima volta? Sì, prima volta. Come avete saputo della serata? Curiosità.
Chi parla? Chi vuole? Fate come cazzo vi pare, eh? Sta diventando una strana riunione di condominio, io ve lo dico. Come avete saputo la serata? Così, indagine di mercato. Come? Hai visto su TikTok, hai detto TikTok è proprio il posto dove io mi informo. E andiamo alla serata. È buono, è buono, è buono. Allora, lo spiego per chi è la prima volta che fosse venuto qui. Come funziona il Comedy Clash? Siamo in diretta praticamente su ogni piattaforma conoscibile sull'umano, pure su Roya Directa, quindi vedrete 4 comici resident che fanno parte del team di Comedy Clash, poi un ospite wild card che peschiamo insomma in giro per le varie realtà romane e poi c'è la guest finale, la super guest. Quindi che vedrete solo voi tra l'altro perché stacchiamo la diretta, fatemelo un applauso con entusiasmo ragazzi, dai cazzo! Quindi stiamo per iniziare, silenziate i cellulari, avete capito che l'unica cosa che ci serve è il silenzio e l'ascolto e le vostre risate. Facciamo un test di risata per favore? Oh, ma tu veramente? Che scarsi va detto il ragazzo qua, quello il molestatore. Quindi fatemi una prova di risata. De più, come se è morto uno che vi sta sul cazzo. Mazza che merda, perché adesso facciamo una prova di applauso. Adesso per chiamare il primo comico facciamo questa cosa qui. Uno parte ad applaudire te, perché ormai sei il nostro Buscetta, quindi partiamo da te. Tu parti con un applauso. Ci senti i film quando parte uno, pa, e poi ascende e poi facciamo un applausone enorme e chiamiamo il primo comico, ok? C'hai una responsabilità, 3, 2, 1, vai. Fate un cazzo di casino per il primo comico del Comedy Clash, Davide Ronzoni! Continuatelo per Sandro Canori! Ciao regà. Chi è che ride? Ciao regà. Tutti insieme, ciao regà. Oh, no, ciao regà. Ho capito un cazzo. Come ti chiami? Peppe. Sei fidanzato, Pe? Allora niente, mi serve uno fidanzato. Quello chi è quello che ha mandato la foto del cazzo? Ah, Peppe. Però posso dire il tipico nome di chi manda la foto del cazzo. E vabbè, non sei fidanzato tu, quindi. Vabbè, però mi puoi rispondere a questa domanda. Il gesto d'amore più grande che hai fatto, qual è? Se rispondi manda la foto del cazzo, è finita la conversazione. Ho saltato una partita dell'Inter. È enorme. Facciamo vedere come si fa, che ne so, voi siete fidanzati? Sì, tu perché hai fatto sta faccia pareghetta? Sì, va bene? Ok. Il gesto d'amore più grande che hai fatto per lei, come ti chiami? La foto del cazzo pure dei ragazzi? Venitevi incontro. Che ne so, che ti ha fatto il gesto d'amore più grande? Oh, tutti romanticoni qua. Che abbiamo fatto? Niente? Oh, non lo so! Ha detto chiedermi di sposarlo. Non lo so, che altro volevi? No, che ti comprava il castello. Cioè, ci sta, oh, grande. Come... Vuoi salire te? Peppe. Porco due. Non so scherzare. Come ti chiami, mi hai detto? Emanuele, io ve lo chiedo perché il nome me lo ricordo bene. Cioè, pensa che uno mi ha detto una volta, l'ho portato al concerto de Ultimo. Che greve. Io il mio me lo ricordo bene, 31 maggio 2023, Budapest. Dice qualcosa a qualcuno sta data? Quanti romani si stanno per applauso? Vai. Vabbè, lo spiego per chi non è romanista. Budapest, finale di Europa League, Roma-Siviglia. Io c'ho un gruppo, siamo 8 amici romanisti. Loro 7 spendono 473 euro per un biglietto, ciascuno vanno a vedere la finale. Folli. Lo faresti mai te? No, folli, io pure gli ho detto di no. Mi chiama qualche giorno prima della partita il mio amico Lorenzo, mi fa: Adà, ti propongo a te sta cosa perché sei l'unico matto che potrebbe fare una mattata del genere. Che non è una bella premessa, siamo d'accordo? Cioè ha detto, mi fa: c'ho un biglietto in più, lo vuoi? Gli ho detto: allora guarda, te l'ho detto io, 470 euro non li spendo. Mi fa: no, dai, il biglietto costa 20 euro. 20 euro. Ma 20 euro non è possibile, cioè 20...
Ma che so, disabile, 20 euro. Cioè, dico, come 20 euro? Ma io ho dei valori, ma te pare che mi metta a fare, ma c'ho dei valori, mi fa guarda c'è pure l'accompagno. Ah, quindi sono 10 euro. 10 euro. Gli ho detto guarda, lo fammici pensare un attimo, ho attaccato, cioè ho detto fammici pensare. Quante cazzo so belle le terme di Budapest, regà, cioè, sono clamorose. Poi costano manco tanto, sono gratis per i disabili, però... No, e vabbè, quindi gli ho detto di sì, l'ho chiamato, gli ho fatto nel cervello soltanto la Roma, il mio cuore batte per te, gli ho detto tutto casato così, eh. Quindi vado a casa sua, stampa il biglietto mio con accanto la foto della sedia a rotelle, specificando che dove aveva la sedia a rotelle. E là ho fatto showtime. Ho detto ok, fortunatamente Lorenza aveva pensato a tutto, perché c'aveva una zia con la sedia a rotelle. Ha fatto un pacchetto all inclusive, tranne le gambe, tutto il resto. E quindi mi dice, mi stampa sta cosa, mo vado dalla zia a prendere la sedia a rotelle, e mi dà sta sedia a rotelle, regà, era, cioè, non so se avete presente quelle infortunistiche, era quella infortunistica, quindi manco mi potevo spingere da solo, mi dovevano spingere per forza da dietro. Non c'avevo manco lo spazio per mettere i piedi, c'aveva una ruota sgonfia, tutta bucata, così, che io non è che voglio far sommelier dai sedie a rotelle. Però gli ho detto, oh io sono disabile, ma che è sta merda? Cioè, poi me la sono fatta da bene, ho chiuso un occhio, ho detto vabbè. Prima di partire ho detto fammi un attimo entrare nella parte, tipo come si chiama, metodo Stanislavski, là, ho detto fammi entrare nella parte. Quindi ho pensato al primo disabile che mi è venuto in mente, me lo sono immaginato, ultimo, ho detto ok, sto a farne ultimo, no? No, sto scherzando, un amico di mio padre, e quindi ho pensato a lui, ho detto ok, fammi pensare come posso vestire. E ho pensato, raga, ditemi se siete d'accordo, Peppe, correggimi se sbaglio, pantaloni della tuta larghi. Così non si vedeva che c'avevo la muscolatura, bassi, bravo così. Scarpe nuove. Che c'è? Scarpe consumate, sto cazzo ci sei nato. Che poi ho scoperto che esistono le scarpe per disabili. Le Crocs. Se qualcuno... No, sto scherzando, poi costavano troppo, quindi sono andato da Decathlon. Ho trovato le Calengi 17,99 €. Ho detto perfette, queste sono proprio da disabile e l'ho prese. Poi c'è qualcuno che c'ha i Calengi, no? E poi c'è stato amico di mio padre che non so perché c'ha il dito così lui. Quindi io sono stato tutto il tempo col dito così. Pensavo fosse, non so, tipo un segno di riconoscimento tra disabili. Ti mettevano c'era il tesserino, ecco il tesserino da disabile. Vabbè, quindi prima di partire ho detto fammi un attimo, fammi interlocale, poi mi sono visto pure Benvenuti al Sud, così non mi sono fatto perdere niente. Ho detto tutto a posto, c'è stava Mourinho in panchina, ma allo Special One ero diventato talmente tanto disabile che il giorno dopo mi ha chiamato per fare un film con lui Paolo Ruffini. ho detto vabbè, quindi parto per Budapest, arriviamo a Budapest, ci incamminiamo verso lo stadio, vabbè ci incamminiamo, mi spingono verso lo stadio e becchiamo la mascotte della Roma, Romolo. Non so se, vabbè, la Romolo è la mascotte della Roma e io quel tempo facevo Romolo, eravamo in 3. Chiaramente non quel giorno, quindi conoscevo quello che stava dentro Romolo, che mi vede da dentro la mascotte, mi vede là dentro, mi guarda sulla serratella e mi fa ma che cazzo stai a fare? Che mi ha fatto pure rude al culo, perché non è che si è pensato a Davide si è fatto male, no, ha pensato a Davide si è finto disabile, capito sta cosa? Vabbè, arriviamo ai controlli anzi a 1000, regà. Avevo letto su money.it che falso invalido rischia reclusione 9 mesi. Mi stava a cagare sotto, quindi arrivo ai controlli, questo mi fa "You're Davide Ronzoni?" Faccio "Yes sir, you are from Rome?" Faccio "Yes sir, Rome." Nel cervello soltanto la Roma, il mio cuore batte per te. Fa "Do you have disable ID?" L'ho sbiancato, raga. Provato pure a fargli vedere la mano, ma niente. E lui mi fa, gli faccio "Guarda, I don't have it." Quello, raga, mi guarda, mi squadra, tutto così. "Calengi 1799, I didn't see, sorry, please, come inside." E mi fa un trago perché c'avevo le scarpe. Quindi entro, potete fare un applauso comunque, cioè, porco due. Vabbè, per i Calengi. Entro dentro lo stadio, il caso vuole che il settore dei disabili stava accanto al settore della curva sud della Roma. Quindi mi trovo tutti i coatti, tutti che mi guardano, "Oh, ma te sei in grande, mi ferma il capo ultra della Roma, che mi guarda e mi fa "Ma te sei venuto fino a qua in queste condizioni?" Io stavo sulla sedia a rotelle con la sciarpa da Roma accanto, "Te fino a qua in queste condizioni? Ma te sei in grande, oh, te sei in grande, te sei il numero 1, te sei un esempio." E là ho capito la cazzata che avevo fatto. Cioè io stavo parlando con uno alto 2 metri,
pelato, con tatuaggio del duce qua, tutto pippato, e tra i due il criminale ero io. 1-0 per lui, vabbè. Quindi mi metto là a vedere la partita, prima di iniziare la partita ho detto fammi andare a prendere una cosa da bere, quindi mi metto in fila. Però se tu vedi un disabile in fila che fai? Lo fai passare, meno che non sei Antonello Venditti. Diciamo che si fa passare. Grazie. Un applauso a Antonello Venditti. Quindi stavo in fila, mi vede il capultrà della Roma che mi guarda e mi fa: ma che sta a fa la fila? Oh, a regà, apritevi, se aprono tutti. Lui si mette a spingermi dietro, eravamo passati da Benvenuti al Sud a Quasi Amici, c'è stava lui dietro che mi spingeva, una storia d'amore era diventata praticamente. Io ho detto ammazza che gentiluomo, dico, mi sono fatto prendere, invece in realtà è un grande. Mi porta davanti, appena arrivo davanti, pia 5 euro, ma a lunga mi fa: piame una birra pure a me, va. Dica, perché? Vabbè, quindi stavo lì a aspettare, solo che il servizio era un po' lento, quindi questa è una certa sbrocca. Io così da nulla inizio a fare encefalitico, che non sapevo se c'aveva col barista o con me. Mi fa: ma te sbrighi, ma lo vedi come sta, te sbrighi? Come se siccome stavo sulla sedia a rotelle vuol dire che avevo urgentemente bisogno di una Peroni, cioè, che vuol dire? Vabbè, questo nella fretta tutto, di qua e di là, mi dà la roba, non mi fa pagare. E là ho detto, vabbè, ho fatto 30, faccio 31. Mi sono tenuto 5 euro di questo. Gli ho detto, mo chi è l'encefalitico, coglione? 1-1, palla al centro. Poi vabbè, sappiamo tutti com'è finita la partita, no? Si è scoperto che alla fine il disabile non ero io, ma Taylor. E un applauso a Taylor. Vabbè, concludo dicendo: quanti pensate mano che sono un pezzo di merda? Obiettivo, non mi offendo, Ci sta, è giusto, è giusto. Ti faccio come ti chiami? Vittorio. No, tu non hai alzato la mano, a te te ne frega un cazzo, ho capito. Vittorio, ti faccio cambiare idea, ho capito che ho fatto una cazzata. E infatti io ti giuro non lo farò più. Le Crocs non me le metto più. No, scherzo, ho scritto una poesia per farmi perdonare. Vittorio, dimmi se funziona. Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, avremmo meno pensieri e meno pene e il mondo sarebbe assai più bello. Io vi ringrazio e continuate. L'applauso per il prossimo comico Niccolò Commento. Dalle non sono i scena, urletti, cazzo, dai! Ho scopato! E vai, cazzo, dai, mi sto 5, non distratta, Due mesi fa, a Palermo tra l'altro, non so se vale scopare con i menomati o con Davide Ronzoni, insomma. No, ho scopato 2 mesi fa a Palermo. A Palermo ci sono stato in vacanza quest'estate, mi piace molto perché io sono di Roma e Palermo è molto simile a Roma, ma senza i sensi di marcia. Quindi è Napoli. Stavo scopando con sta ragazza, e tra l'altro non neanche di origine palermitana, una straniera, e mentre stavamo per scopare io mi metto il preservativo e lei mi dice: ah, che bello, sei il primo ragazzo che incontro che porta il preservativo. A quel punto ho preso un altro preservativo e l'ho messo sopra il preservativo precedente, perché non mi fotti cogliona, non avrò un figlio menomato. O romanista. No, non è vero, sono romanista anch'io, no, a me, io ci tengo a parlare del fatto che ogni tanto scopo, perché io sono un ingegnere informatico, sono quello che le ragazze chiamano per sbaglio. Non diciamo cazzate, le ragazze non ci vogliono chiamare, ma io so che quando ci chiamano ci diranno le esatte parole che noi vogliamo sentirci dire, che sono: Niccolò, potresti hackerare il profilo Instagram del mio ex? E io sono un ingegnere informatico, quindi vado da lei petto in fuori col mio orgoglio da ingegnere e le dico: senti bella, assolutamente sì, ti amo, ti prego, sposami. Non abbiamo nessuna dignità, non siamo neanche considerati dei veri ingegneri dagli altri ingegneri, ma hanno ragione loro, perché se io domani finisco a vivere sotto un ponte io non posso neanche vantarmi con gli altri barboni. Comunque questo ponte l'ho progettato io. Siamo il Fabio Volo dell'ingegneria, ok? E voi mi direte: ma ci sono gli ingegneri gestionali? Sì, ma io sto parlando seriamente. Fatelo. Questo è dedicato a Francesca, futura ingegnere gestionale, la ragazza di Brian che organizza questa serata. Ora,
Allora, ci tolgono i porno, cioè ci tolgono, poi chi tra i presenti usa la navigazione in incognito per applauso? Ok, di quelli che hanno applaudito per applauso, chi metterà lo speed? Chi metterà lo speed per entrare nei siti porno? Mi sembra chiaro che non entreremo mai più nei siti porno, è chiaro. Allora, vabbè, la storia qual è? Poi non è precisamente questa, io da ingegnere informatico, quindi esperto pippaiolo, ne posso parlare. Non è proprio così, ci sarà un altro sito a cui si accede, però un casino per farsi una sega, ok? Un casino per farsi una sega. E allora io ho deciso che, dato che mi sembrava una misura comunque molto moderna, molto al passo coi tempi, all'agenzia che ha sviluppato questa misura, che si chiama l'Agicom, che sarà per agenzia non ho idea. E all'Agicom, io, dato che questa misura è moderna, io ho scritto una lettera, ok? Che gli manderò con un piccione viaggiatore, perché sto al passo coi loro tempi, e questa lettera ve la vorrei leggere, però ho chiesto al fonico se gentilmente mi potrebbe mettere una musica, esattamente questa musica. Il 29 ottobre 1969, non era questo, non è vero. La lettera: cara Agicom, davvero penserete che questo ci possa fermare? Noi ci siamo inventati il Bitcoin per sostituire le banche, noi ci siamo inventati il pezzotto per sostituire Dazon, noi ci siamo inventati Enzo Iacchetti per sostituire gli intellettuali di sinistra. Davvero pensate che questa cosa possa fermarci? Poi ci direte, ma ce lo chiede l'Europa, ce l'ha chiesto l'Europa. Allora io mi rivolgo alla comunità europea, cara comunità europea, ok? Grazie, complimenti. Avete trovato l'unica cosa che poteva farci incazzare più di Netanyahu, il porno, ok? L'unica cosa che poteva farci scordare un genocidio, ma non vi preoccupate, noi scenderemo in piazza ugualmente, ma non scenderemo più sotto la bandiera di One Piece, noi saremo milioni a cazzo duro sotto la bandiera di NordVPN, gridando basta un click! Grazie! Allora, raga, io non so se voglio crescere i miei figli in un mondo in cui i nerd scopano, ok? Allora, io da nerd posso parlare, c'è una cosa che non devi... tre cose, i nerd sono tipo i gremlins, ok? Non gli devi dare tre cose, che sono la vagina, i soldi e il potere, altrimenti ottieni Elon Musk, che ti fa il saluto fascista. Oppure ottieni Zuckerberg, che qualche mese fa ci ha fatto tutti seguire, tutti quelli che seguivano la vecchia vicepresidente americana si sono trovati a seguire J.D. Vance, l'attuale vicepresidente americano, che io non lo seguivo, sono andato sul suo profilo e c'era scritto I'm a man, I'm a father, I'm Christian. Che io ho detto, questa roba l'ho già sentita. Ho chiamato Giorgia, gli ho detto te stanno a plagiare, poi l'ho seguito perché comunque vive il duce. No, sto scherzando, avete riso, siete delle brutte persone. No, io ci ho pensato perché secondo me il fatto che i nerd scopano è un problema perché noi per scopare ci eravamo inventati il Dungeons and Dragons, ok? Per immaginarci di scopare elfe arrapate con cui non dovevamo fare cose impossibili che dobbiamo fare con le donne normali, tipo parlarci, e quindi ce lo siamo inventati. E ora, cioè, sapere che io che cazzo faccio? Io andavo dalle ragazze, quando le conoscevo, le guardavo, mi inginocchiavo subito e gli dicevo in elfico Melintai, che vuol dire posso leccarti i piedi, e non è vero, Melintai in elfico vuol dire... Vabbè, tu scopi evidentemente. In elfico Melintai vuol dire ti amo, che nella lingua dei nerd vuol dire ti prego frenzonami. E è un casino, e secondo me questa roba è colpa dei sapiosessuali. Sapete chi sono i sapiosessuali? Chi sono i sapiosessuali? No, quelli sono i telepati, non sono... I sapiosessuali, contrariamente a quanto si possa pensare, non sono quelli che si scopano i libri. Quelli sono i laureati in lettere classiche. I sapiosessuali sono quelli che vorrebbero tantissimo scoparsi il cappellino di Barbascura. Ora, per chi, a volte c'è qualcuno che non sa chi è Barbascura. Io per spiegarlo lo spiego così. Allora, Barbascura è uno youtuber divulgatore che è tipo Marco Montemagno, che è andato in Turchia, si è preso i capelli dal culo e se li è messi in testa.
Per chi non sapesse chi è Marco Montemagno, è Roberto Saviano che invece sta infognato con la mafia, sta infognato con le criptovalute. Per chi non sapesse chi è Roberto Saviano, è Giuliano San Giorgi di Negramaro, ok? Ora, non a caso io ho detto Barbascura e il suo cappello, perché Barbascura e il suo cappello, come ti chiami? Francesca, chiaramente la persona più inabile di questa serata. No, non è vero, ti voglio bene, Fra. Fategli un applauso, per favore, che l'ho insultato. Francesca, Barbascura e il suo cappello sono una cosa unica, ok? Sono tipo Voldemort e Gesù, no? Voldemort e Harry Potter, Berlusconi e Matteo Messina Denaro, ok? Io che mi mangio 20 uramaki al sushi, io che cago i 20 uramaki nel bagno del sushi subito dopo, intasandolo. Sono una cosa sola. Questa è una figura retorica che si chiama Francesca, la terza media. Sineddoche, Francesca, si chiama sineddoche, che è differente dalla metonimia perché Francesca fa una figura di merda oggi, vabbè. Sineddoche è la sineddoche, è una parte per il tutto. Un altro esempio di sineddoche, come dicevamo prima, la dick pic, una parte per il tutto, esattamente. Non so perché un applauso alle dick pic, ma abbiamo capito che è il topic della serata. Ora, io ho detto sineddoche perché per spiegarvi bene cos'è un sapiosessuale, se ci fosse una ragazza sapiosessuale in sala, al mio dire sineddoche la scena è questa. Io dico sineddoche e lei, ecco la mia vagina! Magari non c'è, magari era distratta, quindi sineddoche. Vabbè, anche stasera scopo con la mia mano. Allora, no, io mi sono domandato anch'io se fossi sapiosessuale e penso che forse un po' tutti lo siamo, perché la maggior parte di noi avrà condiviso quel momento di eccitazione della prima volta che tu ascolti un podcast di Alessandro Barbero e pensi con quel suo accentino torinese che ti parla di Liutprando, re dei Longobardi che ha invaso Roma, e tu pensi invadimi a me, leccami come una colonna traiana. Alessandro, mi toccherò pensando a lui stasera, però non sarò l'unico, lo so che non sarò l'unico in questa sala. No, però è strano, regà, cioè non sto scherzando. Su Xvideos, Xvideos, Fra? Lo sai cos'è? Che cos'è? Che cos'è? No, dai, Fra, no. No, non lo dici. Qualche coraggioso Xvideos. Vabbè, è un sito porno Xvideos, no? Xvideos, una volta ho chiesto a un ragazzo una serata, mi ha detto è un sito di... aveva 18 anni questo, mi ha detto è un sito di intrattenimento per adulti. Frate, ti fai le pippe con la cravatta, cosa? Chi cazzo sei? Non ho capito. Un sito di... la generazione Z, che disagiati di merda. Ora... no, su Xvideos l'unico video col 99% di commenti positivi, non sto scherzando, è un video divulgazione di Alberto Angela. E come dite, Niccolò, ma come lo sai? Perché i commenti sono miei. Grande Puffo 94, potete controllare. Ora, no, a me sta cosa mi fa incazzare, perché come vi ho detto io sono un ingegnere informatico, ok? Sono un ingegnere informatico, comunque un po' di roba l'ho studiata e mi dispiace che la scienza venga strumentalizzata per fare altre cose, tipo scopare, oppure... Perché poi che fai per scopare? Che fai? Vai da una ragazza e gli citi Geopop, cosa... Dice, lo sai che il pinguino imperatore fa 1000 pisolini al giorno? Me la dai? Non lo so. Lo sai che il primo che ha messo le luci su un albero di Natale lavorava in un negozio di luci? Ti prego, dammela, davvero non so. Lo sai che hanno scoperto la circonferenza della Terra? È la stessa del mio pene. Dick pic, sineddoche e il cerchio si chiude. E... oh, questo capolavoro di scritto. Troppi applausi di consenso solo sulle dick pic, tra l'altro. No, però, no, veramente a me questa cosa mi fa incazzare, perché per me la scienza doveva rispondere alle grandi domande della vita, tipo chi siamo, da dove veniamo, perché si sono inventati i fazzolettini del bar che li usi e sei più sporco di prima. Ci sono delle invenzioni che non hanno senso, delle invenzioni. Io non ho capito quando un uomo è entrato con una gomma bicolore all'interno di un laboratorio e gli ha detto ragazzi, ho trovato il modo per cancellare la penna. Piccolo particolare, distrugge il foglio e anche la penna.
No, oppure all'Opel negli anni 90, io avevo l'Agila e io mi chiedo chi all'Opel negli anni 90 ha detto regà, dobbiamo far passare l'aria nell'abitacolo, come facciamo? I finestrini, ottima idea, perché non li facciamo che si aprono solo a metà? Ora io sono cresciuto nella macchina di mio padre, che stavo così, metà da un lato della macchina, metà dall'altro. Io a 10 anni ero zio Reginaldo degli Aristogatti. Papà, non siamo Tortore, siamo Oche! Che vita di merda. Io sono turbato perché io penso che se domani esce un articolo che dice che una minuscola università del Massachusetts ha detto che mettersi le lampadine nel culo fa venire le idee geniali, io sto col dubbio. Ma se le metto a LED, le lampadine, le idee durano più a lungo. Va bene, io ero Niccolò Comette e su questa cazzata richiamo sul palco il nostro MC Sandro Canori. Niccolò Comette, fatelo! Ma quindi le lampadine nel culo non fanno venire idee geniali? Ho buttato così tutta l'estate, va bene. Come sta andando la serata? Chi è che viene per la prima volta? Come sta andando? Bene, no? Quindi io sono pronto a presentarvi il primo ospite, la nostra wild card. Peschiamo tra le varie realtà di Roma, quindi è qui per la prima volta? Qui per la prima volta, quindi date tutto il calore possibile sulla fiducia per Gianmarco Cei! Grazie. Ciao scena, come va? Favoloso. Qualcuno è stato al concerto dei cani? Solo tu? Domani? Voi? Sapete chi sono i cani? Porco zio, davvero? Dove cazzo hai vissuto? In un bunker? Calcola il Covid è finito. Sono sta dritta. Ti è piaciuto? Vabbè, concerto bellissimo, mi sono divertito un sacco. Ho ballato, ho cantato, atmosfera bellissima. Poi non potete capire quanto mi sentivo al sicuro sapendo che non c'era manco un tappo di plastica. È stata anche una serata particolare perché ho avuto una rivelazione. Ieri sera, in un momento di intimità, ho capito che il mio gatto è gay. Allora, una precisazione. Non è il mio gatto. O no, perché è gay. È il gatto della mia ragazza. Ciao Alice. Quindi, ieri sera torniamo a casa dal concerto dei cani, già lui per questo stava stranito, giustamente. Quindi arriviamo e come al solito inizia ad accollarsi, no? Vuole attenzioni. Solo che lui è un gatto particolare, a lui non gli piacciono tanto le carezze. Lui vuole ricevere delle pacchette sul culo, delle piccole sculacciate, e mi chiedo chissà dove ha visto fare queste cose. Solo che ieri, mentre insomma lo percuotevo e vedevo che era particolarmente in estasi, ho pensato, ma non è che vuole scopare. Ora, va bene che è stato un bellissimo concerto, una bellissima serata, io ero molto preso a bene, solo che eppure il gatto della mia ragazza mi pare un po' too much. Coppia aperta, ok, ma non così aperta. Però è venuta la curiosità. Quindi ho detto, magari posso provare a fare un po' di dirty talk, a dire le zozzate. Ti piace? Chi è un bravo micio? E effettivamente non gli dispiaceva affatto, tanto che ha iniziato a strusciarmi il culo ovunque e ha provato anche a metterlo in faccia.
un po' come quando ci siamo conosciuti io e Alice. Quindi per me è chiaro, il mio gatto, ovvero il gatto di Alice, è gay e l'ho capito in questo intenso momento di bonding. È proprio vero che comunque l'MD rende un sacco empatici. Bellissimo concerto. Io ora vorrei dire una cosa al gatto di Alice, a Scottie Pippen. Si chiama così. Perché non so se avete notato, Scottie Pippen assomiglia a un gatto. Vabbè, questo. Scottie, non farti condizionare da quello che pensano gli altri. Fregatene che sei gay. Quante volte ci lasciamo influenzare dal giudizio degli altri? Dallo sguardo altrui. Quante volte usciti da un bagno pubblico ci siamo sentiti costretti a lavarci le mani? Solo perché c'era gente in coda. Oppure una volta usciti dal bagno, quando ormai il lavandino era troppo lontano e lo sguardo era troppo vicino, ci siamo messi a fingere di scrollarcele. Pensate che io pure sono stato vittima di giudizio. Io per tantissimo tempo, moltissime persone mi dicevano sempre la stessa cosa. Mi dicevano che sembra una persona svogliata, che non c'ha voglia di fare le cose. Io. Secondo te è così? Te sbagli. Queste persone avevano perfettamente ragione. Io non c'ho voglia di fare un cazzo. Però ho imparato ad accettarmi per quello che sono. E per ricordarmi chi sono mi basta ripetermi questo mantra. Minimo sforzo. No. Minimo sforzo, basta. Quanti di voi hanno una sedia in camera che usano come estensione del proprio armadio? Cosa ci dice di fare? Lo sguardo cattivo della società. Quando arriviamo a capienza massima, oddio, devo mettere a posto, allora inizi a prendere i vestiti, a rimetterli nell'armadio, trovi i vestiti da standa, di Piazza Italia, dici chi cazzo quando l'ho comprata sta roba? Ed è sbagliato. Minimo sforzo. Quando la sedia si riempie, bisogna iniziare a sfruttare lo spazio sul lato libero del letto che non usiamo, se avete un matrimoniale. Poi però, quando quel lato si riempie, che facciamo? Usiamo il lato nostro. Ah già, ma dove dormi? Sul divano. La mia ragazza ha anche provato, diciamo, ad aiutarmi, no, in questa mia disordine, quindi mi ha regalato un libro, Il potere magico del riordino, di Marie Kondo. Non so se conoscete, per chi non lo conoscesse, questa giapponese ha scritto questo bestseller che ti aiuta a riordinare i tuoi spazi, no? Ti dice che per riordinare la tua casa devi iniziare a buttare le cose che non ti servono. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata butta quel libro de merda. Che poi fa tanto la svelta lei, ma non è che è da meno, mo per fortuna mi sta meno col fiato sul collo perché sta sempre con sto cazzo di telefono, sta a giocare sempre con sto Inge. Ho detto, oh, famosa una partita, no, non si può giocare in due, non è come Pokémon. Ok, scusa. Però io non ci voglio di fare un cazzo, no? Ma come faccio a conciliare il mio modus vivendi con le difficoltà della vita contemporanea? Ad esempio con la necessità di lavorare. Io chiaramente sono un grandissimo fan della disoccupazione, no? Sono un Nasty boy. Who's that boy? Na 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 na, Nasty boy. Solo che per avere la Naspi un minimo bisogna lavorare, anche perché ho pure delle spese, no? I gratta e vinci crescono sull'alberi. Poi mo stiamo sotto Natale e ci stanno le tombole, i gratta e vinci, troppo croccanti. Quindi tocca lavorare. Però come fai a lavorare se non c'è voglia di fare un cazzo? Io grazie a un percorso di introspezione che ho fatto ho capito che per lavorare, se non c'è voglia di fare un cazzo, bisogna riscoprire il piacere di lavorare male.
Io di lavoro faccio, oltre a questo, perché comunque mi dà qualche soldino, comunque se una serata a me va bene, vendo dalle 3-4 palline di coca. Ci vediamo dopo. Però di lavoro io faccio il barman, che comunque è un lavoro manuale, no? Uno di quei lavori che più passa il tempo più prendi dimestichezza con quel gesto. La ripetizione è il segreto della perfezione, diceva la Montessori. Non per me, Maria. Per me la ripetizione è il segreto dell'approssimazione. E l'approssimazione però è il segreto per scoprire il piacere di lavorare male. Io, per mia fortuna, il barman lo faccio in un piccolo pub di quartiere, senza troppe pretese. Frequentato da persone molto giovani, hanno quasi tutti 20 anni, mi chiedono sempre le stesse cose. Loro vogliono cocktail forti ma dolci. Si vede che gli manca la figura del padre a questi ragazzi. Solo che non so proprio tutti così. Ci sta qualcuno un po' esaltato dal fatto che entra in un locale, no? Non sa che prendere e non si rende conto che dall'altra parte del bancone c'è una piccola persona di periferia, senza pretese di lavorare bene, nessuna, ma loro non lo sanno e molto ingenuamente, con quegli occhioni dolci, mi chiedono: ciao, una pigna colada. Una pigna colada? Ma che cazzo sei, Anna Montana? Guarda, ho finito la pigna, però ti posso fare una cosa simile. Percitonic. Poi ci stanno quelli invece che si atteggiano a grandi bevitori e quelli mi stanno sul cazzo. Entrano, sono lì a guardare la bottigliera come se ci capissero qualcosa. Oh, ciao caro, vorrei un cocktail a base di saronno, fruttato ma non troppo dolce, senza ghiaccio. Che mi consigli? D'ammazzate. Guarda, ci penso un attimo. Ti posso fare una cosa simile? Percitonic. Ma me l'hai girato? Senti caro, io faccio questo lavoro 6 giorni su 7. Non è vero. 8 ore. Ti pare che non te l'ho girato? Comunque no, non io l'ho girato ovviamente. Poi ci sono le persone che pensano che per il fatto che io sia un barman io sappia ogni cosa. Cioè, scusa, ma a che ora chiudete? Che cazzo ne so io? Quanti gradi fa il Baileys? Scusa, ma nel Campari c'è il glutine? Guarda, un attimo che controllo. No, non c'è sta. Che poi, per chiedere a me, se c'è sta il glutine nel Campari vuol dire che tu alla vita dai lo stesso valore che io do al mio lavoro. Zero. Vabbè, mo mi sto a raccontare così, in realtà, cioè, ho 35 anni, voglio dire, sono un adulto. Se vedo i miei coetanei, io non è che mi sento da meno, vedo che hanno il mutuo, i figli, anch'io ho lottato per la mia indipendenza. Pensate che fino a poco tempo fa vivevo con mia madre e dopo tanti sacrifici ce l'ho fatta, ho mandato via. Mo sono contento perché ha trovato la sua strada, quindi. Comunque, dei vari lavori stagionali de merda che ho fatto, ce n'è stato uno che era minimo sforzo, veramente, che ho trovato veramente una pacchia, ed è stato la cassiera. No, dico senza ironia, perché sul mio contratto c'era scritto cassiera. Allora gli ho chiesto se potevano correggere e mettere cassiero. Ma non peraltro, perché se risultavo come cassiera poi avrebbero pagato di meno. Squisita.
battuta femminista. Magari stasera si scopa. No, scherzo, ovviamente sono molto femminista, io ho addirittura la ragazza. E per farvi capire quanto la rispetto in quanto donna, vi racconterò questa cosa. Una sera ero in un locale e lei non c'era e vedo una ragazza che mi guarda, mi sorride, con una scusa si avvicina e attacca il bottone e inizia a provarci con me. Sapete cosa ho fatto? Gli ho dato un cazzotto in bocca, PAM! Gli ho svitato la capoccia stasera. Comunque sono un uomo decostruito e alla fine sul mio contratto c'era scritto cassiera uomo. Solo che per fare la cassiera uomo dalle mie parti a Roma Sud è richiesta... Dai, fammi finire. Fammi vedere le mani. Fammi vedere le mani. Ok. No, così. Ok. Perché a Roma Sud per fare la cassiera c'è una prerogativa che è fondamentale. Devi avere delle unghie veramente lunghe e ben decorate. Deve sembrare un gratta e vinci tombola da 20, no? Proprio... Quindi, per non fare brutta figura, prima del mio primo giorno di lavoro prendo il telefono e chiamo Cinzia Nails, no? Sta a Piazza Vittorio, una professionista, ve la consiglio. Raga, mi ha fatto un capolavoro, pazzesche. Solo che quando mi hanno visto i miei amici non erano molto convinti. Oh Giamma, ma che cazzo hai fatto? Ah, raga, innanzitutto vedete una decostruita. E poi con queste ce lavoro. Grazie a tutte e a tutti. Vi chiedo di continuare questo applauso molto più forte per il prossimo comico, El Matador Lorenzo Siciliano. Gianmarco Cei, continuate. Dai, come va? Come va? Ok, mi roteggia il culo così però, eh? Allora, io che vi voglio raccontare? Me sto a frequentare con questa principessa. Allora che fa? Mi invita a casa. E io di solito me la cavicchio queste cose, vi dico la verità. Col padre bevo insulto minoranze, con la madre ci provo, gli dico quelle cose tipo: ma come 56 anni, parisci da dalla fessa? E di solito me la cavicchio, no? Però sta ragazza ci tengo particolarmente, quindi dico, voglio far figure di merda. Arriva il giorno della cena, vado al supermercato, prendo una bottiglia di vino. A parte, vi siete accorti che con l'inflazione è impossibile fare bella figura col vino ormai? Prima 15 euro prendevi un rosso, eri un signore. Ma con 15 euro ci prendi il litro d'acqua col ciclo. Quindi prendo questa boccia di vino, salgo in macchina e comincio a pensare. La prima cosa che penso è: ma com'è possibile che Michela Ciro ha fatto i soldi e io mi posso permettere solo l'acqua indisposta? Invece riguardo alla cena penso: certo che se esce l'argomento a tavola, come glielo spiega a questo che faccia il comico senza risultare Enzo Sarvi? Enzo Sarvi, ragazzi, adesso no? Mamma mia come sto? Male, amico mio, come stai? Ma non te l'ha detto nessuno, 20 anni che fai questa domanda, nessuno ti ha detto stai male, sei da buttare. O penso solo io di Enzo Salvi? Vabbè, insomma, andiamo a tavola, io porto il vino, ci mettiamo a chiacchierare, faccio 2 o 3 battute, delle mie, come stasera non ride nessuno. E niente, poi il padre comincia a fare: no, perché oggi ho lavorato tutto il giorno, sto in coma, sono stanco. La madre comincia: dimmi a me tutto il giorno che sto in piedi, mo' cucina per sto babbalecchio, indicando me. La principessa fa: oggi devo dire che a tirocinio è stata una bella notizia perché ho scoperto che all'esame dell'altro giorno ho preso 30. Io: ma ieri non ha visto nessuno. E allora lui mi fa: scusa, ma l'ho visto, fa il comico. Io cerco un po' di mistificargli la situazione, gli faccio: no, sai com'è la società, la satira. Cerco di parlare alla gente. Lui mi fa: guarda che ti ho visto su TikTok che neggi a duce. Ma che c'entra? Mi sa che la principessa non la vedo più. Comunque, ora vi faccio una domanda. E qualcuno qui c'ha una figlia? C'ha figlie diverse? No? Non chiavate oppure non alzate la mano? Nessuno c'ha una figlia? Facciamo un vecchio qualsiasi, un vecchio del cazzo che alza la mano. Ce l'abbiamo? 40 anni? Dipende che cosa voglio sapere, signora. Lei come si chiama? Sonia. E che significa che cosa voglio sapere? Non voglio importunare sua figlia, signora. Non era questa l'intenzione.
Come, scusami? Ok, no. Vabbè, non si incazzi, signora. Io sua figlia non la conosco, non l'ho vista mai. Allora, facciamo così. Lei è suo marito? Mamma mia. Mi sa che questi fanno tipo il suocero dei Vannini se gli presenta ancora mio. Come? Lui è peggio? No, te l'era percepita sta cosa. Dico, caro, facciamo puta caso, ti sei presenta a casa tua figlia. Quanti anni ha sua figlia, se posso? 30 anni, vabbè, 30 anni, ok, ci sta. Metti che ti sei presenta a casa con, non so se sua figlia è sposata, fidanzata, vabbè, metti che ti sei presenta con uno che fa il comico, chiedo a lui. Mi sa la risposta è più forte. Come la gestisci? Che pensi? Non ti piace che faccia il comico? Allora, rispondimi seriamente, non ti ho chiesto di scherzare. No, dico, che fai? Cioè, come potresti reagire, secondo te? Yemeni? Chi sei? Che fai? Normale, che cazzo te frega, giustamente? Dici, ci può stare, no? Ok, è una bella... Beh, mica sono tutti così aperti mentalmente, cioè... ok, dici basta che ne ricchione, sti cazzi. No, se no potrebbe stare con sua figlia, giustamente. Allora, io dico no, poi sono tornato a casa e mi sono cominciato a fare delle domande e dico ma te vergogni allora di far comico? No, non mi vergogno, cioè mi diverto, alla fine, ma sti cazzi. E dico, qual è un lavoro che socialmente è apprezzato da tutti? Quale potrebbe essere? Ermetico? Fammi ermetico? Dai, lavoro figo, ermetico, salvi vite, cose, no? È figo. E dico, scelgo io quale tipo di medicina? Urologo? No, mo vi spiego il perché. Tu ti fai 6 anni di specializzazione. No, 6 anni di medicina generale, scusami, 5 di specializzazione. Quindi tu sei laureato, la mattina ti alzi, ti fai il caffè, baci tua moglie in bocca. Sì, prendi il BMW, fai il lavoro, apri la porta e c'è sta un vecchio con le palle di fuori. Ma non è meglio di cazzate, dico io. No? Tu che pensi? È meglio uno che tocca le palle o un comico? Comico? Vedi? C'avete quei ricchioni proprio voi due allora. Siete omofobi? No, non ve ne frega niente. Vi posso chiedere come siete venuti a sta serata di stand up? L'abbiamo visto sui social la serata. A me in particolare, hai visto? Fino a veniva col cazzo, signora. Immagino che suo marito non ha visto niente, è stato portato qui all'oscuro di tutto. T'ha caricato dentro la Renault tipo Ardo Moro. E ti ha portato a Scena Social Club. Te perché ridi? Sei Brigata Rossa? E vi sta piacendo la serata? Sì, c'è qualcuno che avete apprezzato particolarmente? No, tutti quanti. Potevi di me, signora, chiudevamo sta cosa in sintonia, era una cosa carina, avevamo chiuso un cerchio. E vabbè ragazzi, allora io vi ringrazio, vi chiedo un applauso fortissimo per il prossimo comico, il numero 1, Filippo Simoniello. Ciao ragazzi, l'ha detto, sono il numero 1, l'ha detto lui comunque. Non è... E vabbè, avete capito che non è vero allora. No, niente, l'altra volta stavo tipo su Instagram e stavo scrollando le storie, come faccio di solito, così, col dito, e a un certo punto leggo questa notizia, c'è scritto Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace. Ok, io però scorrevo veloce le storie, quindi ho letto solo Netanyahu candida. Ho pensato, no, che sfiga. No, perché ce l'ho avuta pure io un paio di volte e non è piacevole. Cioè, non so se sapete cos'è la candida. C'è qualcuno con la candida? Cioè, non è... Qualcuno ha avuto la candida ultimamente? Alzi la mano. Nessuno? Tutti... candidi. Allora, no, perché la candida, non so se non lo sapete, è un'infezione fungina, l'ho letto su Wikipedia, quindi è un'infezione fungina che consiste in delle secrezioni biancastre sul glande, simili alla ricotta, così c'è scritto. Quindi se vi stavate chiedendo cosa avete in comune tu e Netanyahu,
la ricotta sul cazzo. Sì. No, comunque, in realtà non volevo parlarvi di questa cosa, non so perché mi sono un attimo distratto. No, volevo dirvi, l'altra volta stavo camminando a Termini, no? Tipo così. Allora, a un certo punto, io faccio così per scopare. Allora, a un certo punto vedo un tizio che era matto, no? Che stava là e stava da solo e comincia a urlare: che cazzo mi sta chiamando, porco Dio? Io volevo dire, guarda, è proprio questo il punto, cioè, ti sta chiamando nessuno, cioè. E veramente era vicino così, no? Dall'essere una persona normale, però non si era accorto che era da solo. E l'unica cosa che mi fa preoccupare di questa cosa è che la persona più vicina a questo matto, cioè come comportamento, è mio padre, e lui pure parla da solo, cioè, allora no, la differenza è che il matto no, parla da solo, quello a Termini, mio padre parla con Dio, quindi non c'è differenza. E questa era la satira, e vabbè. No, in realtà... No, vabbè, serviva. No, in realtà mio padre è un po' matto e è anche un po' logorroico. L'altro giorno mi ha attaccato tipo un pippone di 2 ore sui noccioleti nel viterbese. Ho pensato, cioè, spero che hai pippato perché sennò sei poi un coglione. No, veramente parla solo lui, no? E quindi a tavola io e mia madre non ci parliamo mai. Cioè, tipo, per 15 anni non ci siamo mai parlati. E l'altra volta non c'era mio padre a tavola, quindi mia madre mi ha tirato fuori domande dei 15 anni fa, mi fa: come è andata a scuola? Ho detto ma ormai me ne sono andato di casa, mo vivo a Termini, cioè lascia perdere. Comunque a mio padre gli ho pure detto: ma perché non vai in terapia? Cioè, lui fa: no, sono troppo vecchio per queste cose. Cioè non è che ci devi andare a nuoto, cioè. Comunque vabbè, in realtà neanche vado in terapia. C'è qualcuno che va in terapia? Te, e quanto paghi? 50, è tanto, no? 50 euro a settimana per stare meglio. Stai meglio? No, manco. Io... Esatto, dammeli a me. Vabbè. No, perché io non li voglio dare 50 euro a settimana per stare meglio. Mi bastano 10 euro di fumo. E allora... No, veramente, e se sono particolarmente triste, c'ho questa cosa che vado a correre. Più sono triste, più corro. E l'altra volta è arrivato sto mio amico, mi fa: mi sono iscritto alla maratona. Ho pensato, poraccio, cioè, sarà malissimo questo. Sarà devastante. Non so se lo sapete, la maratona 42 km, obiettivamente una distanza che non ha senso fare a piedi. Tra l'altro l'iscrizione alla maratona costa 150 euro e per fare appunto 42 km cioè, il taxi sta tipo a 30 euro per fare 42 km. Mi sembra una stronzata, no? Mi stanno più per culo. C'è qualcuno che fa la maratona? No, nessuno. Bravi. Andate in terapia. Cioè, te vai a correre pure? Perché il mix secondo me era il buono. Devi smettere di andare in terapia e basta. A parte questo, insomma, non so se lo sapete, tra l'altro il primo a fare la maratona è stato Filippide, sto tizio nell'antica Grecia, ha fatto 42 km di corsa per portare un messaggio, era un messaggero, no? 42 km e poi è morto. E a chi è che è venuto in mente? Oh, famolo pure noi. Cioè non ha senso, raga, non ha senso. E tra l'altro chi fa la maratona quindi è gente che sta male, è chiaro, tutta gente che sta male, che fa una gara. Chiaramente i primi che arrivano sono quelli che stanno peggio, gli ultimi sono quelli che stanno meglio, cioè hanno giusto un po' di ansietta, una cosa risolvibile. Poi a metà c'è uno che soffre di insonnia, un po' più grave. Il primo è proprio matto, cioè quest'anno il favorito alla maratona è Gualtieri, infatti, il nostro amico. Comunque, non so se avete visto che è morto Beppe Vessicchio. Vabbè. No, non sto ridendo, cioè si sto ridendo. Non so no, c'è qualche parente? Vabbè, non so se avete visto, quando muoiono questi personaggi, no, tipo Beppe Vessicchio, c'è sempre qualcuno che scrive su Instagram tipo: Dio, perché lui e non Netanyahu? Io vorrei troppo rispondergli perché, cazzo, Vessicchio aveva una polmonite bilaterale, cioè Netanyahu aveva una malattia del cazzo, cioè una cosa così. Allora questa era, non faceva ridere. No, perché intendevo la Candida, capito? Non si muore di Candida, ho scoperto questa cosa. Comunque il mio tempo è finito. Un grande applauso
all'MC del mondo, Sandro Canori. Filippo Simoniello, fatelo! Ora è arrivato il momento che è solo per voi. Un applauso di entusiasmo, facciamolo così diamo in tempo ai ragazzi.